L'associazione Iniziativa Donne, in sinergia con la Protezione Civile di Sora, torna ad appellarsi al grande cuore dei sorani e dei cittadini dei comuni limitrofi per aiutare il popolo ucraino che ora, arrivato anche in Italia, necessita della nostra solidarietà e quindi di molti beni di prima necessità. Venerdì 20 maggio, presso la sede della Protezione Civile in via Attilio Roccatani nella città di Sora, il punto di raccolta sarà aperto dalle 9 alle 12 per poter accogliere quanti desiderino donare i molti beni in elenco, dai cibi al vestiario estivo. Una nuova raccolta nata grazie alla sinergia tra l'Associazione Culturale Iniziativa Donne e la Protezione Civile di Sora, volta a raccogliere beni di prima necessità a famiglie che sono sul nostro territorio. Tanti i prodotti che abbiamo richiesto, c'è necessità di abbigliamento e calzature estive per donne e per bambini. Chiediamo anche un aiuto nella raccolta aperta anche a prodotti alimentari a lunga conservazione come latte, biscotti, cibo scatola ed olio, alimenti freschi come ortaggi e frutta, prodotti per l'igiene personale e abbigliamento nuovo ed usato, lavato e vi chiediamo per favore sottovuoto, come vestiti, scarpe estive per donne e bambini. Qui presso la sede della Protezione Civile in via Attilio Roccatani è possibile donare. Conosciamo il grande cuore di Sora e dei sorani, quindi vi invitiamo anche questa volta a fare un passo in avanti ed essere presenti come solo voi sapete fare, con la grande generosità che vi contraddistingue. C'è veramente bisogno d'aiuto, c'è bisogno di testimoniare la pace e noi come realtà no profit siamo sul territorio per dare una mano all'accoglienza. Facciamo appunto un appello a tutto il territorio del Sorano per essere vicini a queste famiglie che hanno bisogno, che vengono qui da noi e sono scappati da uno scenario di guerra che ancora ad oggi, non solo da quel 24 febbraio, ma ancora ad oggi soffrono e hanno lì i loro cari e le immagini le vediamo tutti e fanno veramente stringere il cuore. Però noi qui sul territorio possiamo regalare loro un sorriso. Per informazioni il numero della Protezione Civile risponde allo 0776 82 55 45. Il numero dell'Associazione Culturale Iniziativa Donne al 334 37 76 066. Venerdì 20 maggio, dunque, dalle 9 alle 12, la sede della Protezione Civile di Sora sarà aperta al pubblico per la raccolta di beni, ma come spiegato dalle volontarie dell'Associazione Iniziativa Donne, sempre attive sul territorio, questo non è l'unico modo per tendere la mano verso il popolo ucraino. Presso alcune attività del Sorano, infatti, è possibile acquistare degli oggetti artistici realizzati proprio da quanti sono scappati dalla guerra. Dei semplici sassi, simbolo di quelle macerie che ucraini e ucraine stanno provando a lasciarsi alle spalle, riprendono vita e colore e con una piccola donazione potranno aiutare quanti ancora rischiano la vita sotto le bombe. Iniziativa presente sul territorio del Sorano è Cultura e Rispetto, un progetto nato proprio in queste ultime settimane che pone al centro proprio la cultura del rispetto che noi come associazione portiamo avanti tutto l'anno, con delle realizzazioni su alcuni sassi di creazioni artistiche. Chiediamo un'offerta e sabato saremo presenti anche in Piazza Risorgimento a Sora, ma sia Sora che Isola del Liri, le amministrazioni hanno sposato l'iniziativa dando un sostegno anche a queste famiglie che sono arrivate qui sul nostro territorio, che stanno realizzando loro, donne e bambini, le creazioni artistiche. Sono già diverse le attività dove è possibile trovare queste creazioni artistiche e ringraziamo i titolari delle attività Prestige, Sarra, Bar Trombetta, Gemina e Meraviglie della Natura. Se vi fa piacere portare con voi nella vostra attività questi sassi colorati che danno un colore di pace anche alla vostra clientela, ci farà piacere, potete contattarci sulle nostre pagine social oppure al numero 334 37 76 066.